Oh, allora dovremmo essere pronti a questo punto perché insomma sono già sul palco armati diciamo delle loro chitarre, abbiamo messo anche un microfono perché andremo anche a scoprire diciamo i fattori vostri, cosa succede all'interno della band, ma signori e signori un applauso per Tush Manouche. Allora, benvenuti a Francesco e Oliver, welcome. Allora, stasera cosa facciamo? Di nuovo torniamo nella musica gitana perché vedo delle chitarre. No, siete un po' più o meno, più o meno. Come sì. possiamo dire? Una cosa un po' più. Sì, nel senso che noi abbiamo iniziato a suonare cioè, in quello stile, pienamente in quello stile manouche, quindi di questo jazz francese che mischia musica gitana e jazz americano. E poi da lì abbiamo fatto diverse esperienze, ci siamo un po' allontanati dal genere, ci siamo riavvicinati e stasera vi faremo sentire un po' di cose anche diverse dal solito manouche, si spera. Bene, allora con che cosa cominciamo questa panoramica? E cominciamo con un pezzo di Bernie Miller, uno standard che si chiama Bernie's Tune. Va bene, ragazzi. Ho studiato. È studiatissimo e a questo punto io non posso che dire di nuovo Tush Manouche. Grazie. Tush Manouche qui al Salotto e dobbiamo ricordare il fatto che voi in realtà state anche partecipando a questa sorta di talent per i musicisti di strada.
Quindi due domande mi vengono innanzitutto, quindi voi suonate spesso per strada? Sì, suoniamo per il momento esclusivamente per strada. Esclusivamente per strada, cioè, only Sì, on the road. esatto, è un progetto nato proprio come progetto di busking, quindi di musica suonata per strada a Torino durante il weekend, anche per studiare pezzi nuovi, imparare cose nuove assieme. È un po' un esperimento nato così on the road, diciamo. E nel frattempo vi siete anche iscritti, diciamo, a questa sorta di talent per i Basker, Sì. che sta per venire fuori, che appunto cosa bisogna scrivere? The Basker? No, tu lo The sai. Basker, hashtag The Baskers, tutto attaccato su Facebook, ed è una specie di contest, diciamo, per artisti di strada che prevede varie attività e vince, insomma, chi riceve più like, praticamente, per farla breve. Sì, sì, è chiaro. È una specie di contest, sì, e quindi ci troverete a suonare al Balloon o in altri luoghi della città, e se ci vedete ci fate una fotina e con l'hashtag e il nostro nome ci date un punto in più per questo. Per questo contest. E il bello è che non si vince nulla, quindi. E questo che infatti non ho capito, ma non c'è il premio ancora. Non hanno È ancora la messo. gloria, il premio è la gloria. Ma vabbè, adesso vediamo di capire perché in effetti mi sembra un po'. Vabbè. Però no, è divertente, è un bel progetto. No, sì. vedrai che è una sorpresa, poi alla fine la metteranno. Ma sì, Adesso insistiamo. dai. Va bene, quindi anche voi siete candidati, tra poco comincerà e nel frattempo continuiamo a conoscere invece quello che insomma è il vostro repertorio, il vostro stile con un altro brano che Sì. prende. Ok, questo è un brano un pochino più antico, è un brano di Duke Ellington che si chiama Mood Indigo e ha queste sonorità un po' New Orleans, un po' particolari, molto dolci, molto swing, e noi abbiamo cercato di riarrangiare in una chiave un po' caraibica, se vogliamo. Cioè, vediamo se si sentono queste volendo. influenze o no. Ok.
serata veramente romantica, un'atmosfera romantica. Questa sera salotto mi avete fatto venire voglia di limonare ancora un po' con tutta sta roba che sono successe. Prima è una cosa. Va bene, allora io però non vorrei poi che si sentisse, diciamo, messo da parte. Francesco, vuoi salutare qualcuno magari che ti ascolta da casa? Vuoi aggiungere qualcosa? Perché ti abbiamo poi tenuto troppo in disparte. Ciao a tutti. Allora aspetta no. Sì, prova. Allora intanto confermi tutto quello che ha detto il tuo socio fino adesso. Sì, confermo. Lui è molto più bravo di me a parlare, quindi faccio parlare lui di solito. No, magari volevi salutare qualcuno, anche solo una cosa. Saluto gli amici del pubblico, sì, che ieri era il mio compleanno, li ho invitati. Scusa, allora, Non sarebbero mai venuti a sentirmi. Quindi... per essere stato il tuo compleanno ieri sei in forma ancora oggi, meno male. Beh, ma Sì, sei sì. giovane, tu sei giovane, sbattisci un attimo. Li ho obbligati a venire con questo pretesto. Ecco. Bravo. Allora senti, già che sei col microfono a questo punto fai proprio il presentatore. Il prossimo brano allora, il prossimo... devi Aspetta. cambiare lo spartito. Vabbè. Ok, il prossimo è Autumn Leaves, che è uno questo è un standard classico jazz, è molto famoso, quindi di qualcosa tu, Ali, su questo. Vengo in soccorso. No, è uno standard jazz che abbiamo riarrangiato, abbiamo rivisto un po' in chiave un pochino più moderna. Meno da crociera, diciamo. Mano da crociera, vabbè, non che noi non che fosse, non se che ci non ci- offrisse una crociera sul punto saremmo contenti. Infatti, un mio arrangiamento, sì, un mio arrangiamento, modestamente. L'hai fatto più urbano, diciamo, un autunno più urbano. Sì, esatto, Vabbè, esatto. è giusto, questo è il paesaggio, signori e signori, ce l'abbiamo qua, Touche Manouche.
Push Manouche, questa era la loro versione diciamo urbana di Autumn Leaves, questa diciamo sarà anche magari che so, la sentirete già al Balloon nelle prossime settimane perché voi diciamo siete, adesso poi c'è bel tempo, bisogna farlo. Adesso comincia la stagione buona diciamo per il basking, state affinando il vostro repertorio, noi a questo punto vi chiediamo se avete una sigletta così per salutare, per chiudere questa serata veramente particolare, elegantissima e romanticissima diciamola, anche perché ci ascolta da casa, vi siete persi un'occasione diciamo di fare un cheek to cheek stasera, che insomma a questo punto faccio proprio un grande riepilogo visto che quindi ringraziamo anche gli altri artisti che sono intervenuti, ovvero Tosello, Pierrot Musette, e un applauso chiaramente ancora per Push Manouche. Allora quale sarà il brano che utilizziamo come sigla? E quindi quando dico come sigla io devo ringraziare anche Sergio Olivato, la parte tecnica, Danilo Samà che ci segue da Bruxelles e tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto il Lab che ci supporta tutte le settimane. Che canzone abbiamo? Ok, Cioè che canzone, che brano? finiamo con un blues, direi, che mette tutti d'accordo. Certo. Ok. Siamo un locale blues. Un blues che si chiama Sandu di Clifford Brown, trombettista, fatto con la chitarra però, vabbè. E va bene così. Anche Satisfaction dovevano farla ai fiati e poi la chitarra. Esatto. Quindi sono cose che diciamo ci stanno bene, ma non è questo adesso l'oggetto della questione, sono Push Manouche che ringraziamo e con i quali utilizziamo anche una sigla diciamo veramente elegante, di classe, come è stata tutta la serata questa sera qui al Salotto. Grazie.
Grazie ancora il Touche Manouche. Avviso importante tecnico, la prossima settimana saremo eccezionalmente di lunedì, sarà una puntata quindi prima del martedì grasso, dico bene, chi lo sa, comunque saremo di lunedì. Detto ciò, vi auguriamo una buona continuazione, tante belle cose, non ci resta che mandare la sigla. Corto corto.